La delegazione di Agrigento oggi un'importante riunione, ha voluto essere presente il vicepresidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti Area Sud, Santino Lopresti. Presidente, che impressione ha avuto e che riunione è stata? La riunione non poteva che essere positiva, così come è sempre stato. Questa è una delle delegazioni su cui il Comitato regionale ha puntato sempre e quindi ancora una volta abbiamo visto il lavoro già preparatorio che c'è, le società che sono state contattate, sia quelle che riguardano la delegazione provinciale ma anche quelle che riguarderebbero il Comitato regionale, e quindi, come dire, si è pronti a ripartire. Noi da lunedì saremo aperti e faremo un lavoro di avvicinamento con le società, in modo che bisogna spiegare come si può ripartire, come si deve ripartire, quali sono le risorse a disposizione, perché le società chiaramente vengono da 1 anno e mezzo di fermo, ma non solo di fermo come dire, sotto l'aspetto sportivo, quindi calcistico, di non aver aperto il campo, ma vengono anche da 1 anno e mezzo di fermo anche sotto l'aspetto economico. Tante attività, iniziative che prima piccoli sponsor che finanziavano il mondo del calcio dilettantistico probabilmente ancora non sono ripartite e hanno altri problemi da risolvere. Noi siamo qui pronti perché vogliamo aiutare il mondo dilettantistico, le nostre società, perché attorno poi alle società vi è anche un problema sociale, quindi io credo molto in questo ruolo che noi svolgiamo e quindi, vuol dire, saremo qui proprio per essere vicini alle società. Il presidente del Comitato regionale Sicilia, Sandro Morgana, in visita presso la delegazione di Agrigento. Presidente, per esporre un programma e parlare di cosa? Per esporre il programma, per stare vicino alle delegazioni. Sto girando tutte le delegazioni della Sicilia, quindi in questo momento per stare vicino alla delegazione di Agrigento e ai suoi dirigenti, per esplicitare i punti salienti del programma che ho portato l'8 gennaio all'approvazione di tutte le società, e poi per dare una spinta a questa ripartenza che per noi è fondamentale sotto tutti i punti di vista. Io ritengo che ci sia tanta voglia di ritornare a giocare, ci sia tanta voglia di ritornare ad una vita normale, ci sia tanta voglia da parte delle persone, al di là degli aspetti puramente sportivi, di ritornare a vivere. Quindi sono convinto che questa spinta che daranno le delegazioni provinciali proprio sul territorio, il territorio che deve ritornare ad essere luogo di ascolto, sarà fondamentale per la ripresa di tutte le nostre attività. Ecco perché questo tour de force, ecco perché il mese di maggio, ricordo che la Sicilia è stata la prima regione che ha riaperto le delegazioni dopo il lungo periodo di chiusura. Noi siamo partiti dal 1° maggio, questo mese di maggio è stato fondamentale, girerò tutte le delegazioni, parlerò con tutti e spero che la risposta sia adeguata.